Treviso 450 amministratori da tutto il Veneto per stilare il programma per le regionali, ma di fatto mostra i muscoli agli alleati, con Salvini che ribadisce il candidato presidente sia un leghista. Obiettivo centrodestra unito, ma Conte avvisa gli alleati, meglio soli che male accompagnati. Il segretario Stefani frena la corsa in solitaria, decide il direttivo regionale. Caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso un 62enne in bicicletta a Cornedo Vicentino. Il cordoglio del paese, Paolo Michelin, era da poco andato in pensione. Drammatico incidente a Piove di Sacco, 32enne agente delle volanti in servizio alla questura di Padova finisce col suo scooter contro un palo, l'uomo è in gravissime condizioni. Aperta un'inchiesta sull'incendio che ha devastato un capannone utilizzato come deposito a Villafranca Padovana, non si esclude alcuna pista, una notte di paura e di lavoro per i vigili del fuoco. Rimpatriato il cittadino nordafricano che a Vicenza aveva vandalizzato il negozio e aggredito la titolare Margherita Parolin, costringendola a chiudere, l'annuncio del ministro dell'Interno che ha informato personalmente la donna. Aggrediscono un ragazzo fuori da un supermercato a Feltre per derubarlo delle cuffiette Bluetooth, ma la vittima li insegue e dall'allarme 3 giovanissimi arrestati, 2 sono minorenni. Da oggi fino al 13 settembre nei weekend festivi le spiagge di Rosolina e Sottomarina e il delta del Po saranno più vicini a Verona e Legnago grazie a Chioggia Line, il treno del mare attrezzato anche per il trasporto di bici. Al via da oggi in tutto il Veneto i saldi estivi dureranno 2 mesi, primo giorno a caccia di offerte, le famiglie venete spenderanno in media poco più di 200 euro. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale e dunque partiamo dalla politica. A Santa Caterina, a Treviso, amministratori della Lega radunati per stilare il programma per le regionali di novembre. Di fatto una prova di forza del partito, obiettivo correre in coalizione col segretario, per il segretario Stefani, ma il sindaco di Treviso Conte dal palco avvisa gli alleati, meglio soli che male accompagnati, dice. La nostra forza sta nei nostri valori, la nostra forza sta negli amministratori locali e nell'esempio di buon governo che abbiamo dimostrato nei territori. Patti chiari, amicizia lunga con tutti e se serve meglio soli che male accompagnati. Davanti a 450 amministratori leghisti, il padrone di casa Mario Conte chiude il suo intervento interpretando il sentimento della base leghista e strappando un lungo applauso. L'avvertimento è per gli alleati, in particolare Forza Italia, dopo i ripetuti attacchi al governo della regione, ma la linea scelta dal segretario regionale Alberto Stefani è quella di parlare della Lega e non degli altri, riempendo il salone di Santa Caterina con sindaci e consiglieri, frutto del radicamento del partito nel territorio, e non è mancato il ricordo del sindaco leghista per eccellenza. Non possiamo non ricordare Giancarlo Gentilini. Da Tokyo il segretario federale Matteo Salvini assicura che farà di tutto perché sia la Lega a esprimere il candidato presidente. Ci tenevo a dirvi che faccio e farò di tutto perché il buon governo leghista del Veneto possa avere continuità, senza togliere niente a nessuno, garantendo l'unità del centrodestra che è un bene prezioso in tanti comuni, però io penso che l'eredità di Luca Zaia e della Lega possa trovare in un uomo o in una donna della Lega, con una squadra assolutamente all'altezza, altri 10 anni di buon governo. È una Lega che vuole mostrare agli alleati la sua predominanza nel territorio, quella di Unità Treviso, senza essere prepotente. Parla di programmi per le regionali, Stefani, di visione che viene dal basso, di sfide per il futuro. Misura le parole, ma l'obiettivo è dimostrare il peso specifico del Carroccio in Veneto. Oggi noi non siamo qui contro qualcuno, non siamo qui contro una coalizione, siamo qui per costruire insieme il futuro di questo territorio. Siamo qui per costruire e disegnare insieme ai territori, ai sindaci, agli amministratori, alle comunità locali quello che è il programma elettorale dei prossimi anni, quello che è il programma amministrativo della prossima regione. Non siamo contro nessuno, nel senso che siamo aperti a una coalizione, come io ho sempre sostenuto, una coalizione di governo a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale, però è anche vero che la Lega a livello territoriale ha una classe dirigente molto importante. Noi facciamo la nostra parte, iniziamo portando il nostro contributo, non siamo qui per lanciare candidature, per lanciare
corsa in solitaria, siamo qui però per costruire il futuro del Veneto. La base ha il diritto di dire la sua, ma le decisioni le prende il direttivo regionale, aggiunge il segretario. L'obiettivo rimane andare alle urne a novembre con il centrodestra unito. È Conte a ribadire che è inevitabile mettere dei paletti. Io a Treviso amministro col centrodestra unito, oggi in regione c'è il centrodestra unito, al governo c'è il centrodestra unito. È altrettanto vero che i modi fanno la differenza, quindi chi attacca si autoesclude, chi costruisce invece è ben accetto. E andiamo a sentire adesso le voci dei sindaci per tutti. In testa al programma c'è l'autonomia. È stato il giorno della Lega dei sindaci e degli amministratori, quello di oggi a Treviso. Oltre 400 presenti a Santa Caterina che hanno comunicato a Tiziano Bembo ciò che ritengono essenziale faccia parte del programma del partito per il prossimo governo del Veneto, ad iniziare dai giovani che devono ritrovare l'entusiasmo per gli obiettivi. I giovani hanno ancora voglia di fare politica, basta solo dar loro la possibilità di lavorare, di esprimersi, di crescere e di coltivare quello che possono essere delle soluzioni a delle problematiche, portando anche una visione nuova. Visione che inevitabilmente si coniuga con autonomia e federalismo, soprattutto nei comuni a confine con regioni a statuto speciale. Avere l'autonomia significherebbe non avere più una concorrenza che può sembrare sleale. Quindi dal prossimo governatore del Veneto mi aspetto una lotta continua per l'autonomia, ma soprattutto essere vicini alla montagna e alle piccole comunità. Montagna come a Recoaro, dove l'intervento della regione è stato essenziale per rilanciare un territorio, anche con la Lega all'opposizione. Fare l'opposizione in un comune montano come Recoaro Terme non è un ruolo semplice. Il nostro ruolo è un ruolo costruttivo, è stato costruttivo soprattutto, voglio dire, per quanto riguarda i progetti di rigenerazione economico e culturale del paese. Progetti nuovi che sindaci ma anche amministratori di enti come gli ATER chiedono vengano sostenuti dal nuovo Consiglio e nuova Giunta regionale, ricordando che le aziende pubbliche devono stare sì in bilancio ma anche sostenere chi è in difficoltà. Bisogna combinare le due cose avendo coraggio e avendo anche il coraggio di cambiare a volte dei percorsi che sono stati fino a quel momento percorribili, sostenibili, ma che oggi non sono più. Regione che secondo i sindaci dovrà incalzare il governo sul tema province e città metropolitane. La città metropolitana, così come è stata pensata, non va bene. Pensi alle città metropolitane di Madrid piuttosto che di Parigi, piuttosto che di Berlino. Queste città metropolitane sono nate con una questione di aumento esponenziale della popolazione che andava gestita, perciò la gente ha chiesto un intervento politico per gestire queste situazioni, non che facciamo un intervento politico per poi avere un'idea su come gestirla. Provincia al posto di nuovi contenitori di comuni come le intese programmatiche d'area. Legittimo che sia intrapreso quella strada nel momento in cui le province sono state depotenziate, però i modelli che si sono succeduti a mio modo di vedere non sono così virtuosi. Temi e amministratori della Lega Veneta che ha voluto dimostrare la sua vitalità nei territori in un chiaro segnale politico agli alleati di Roma. Al di là delle percentuali politiche, oggi conta avere una classe dirigente preparata che conosca bene i territori e penso che la Lega oggi ancora una volta lo dimostri. Mario Conte ha detto meglio soli che mal accompagnati. Ah, certamente, insomma, abbiamo i numeri per fare le nostre scelte e le nostre corse anche in solitaria, quindi il Veneto resterà la Lega di sicuro. Andiamo alla cronaca, cominciamo dall'incidente stradale mortale a Cornedo Vicentino con un ciclista travolto e ucciso nella notte da un pirata che è poi scappato dopo l'impatto. E ancora caccia al pirata della strada che questa notte, senza fermarsi a prestare soccorso, ha investito e ucciso a Cornedo Vicentino un pensionato che rientrava a casa con la sua bicicletta. Era circa l'1 di notte quando Paolo Michelini, 62enne neopensionato, è stato centrato da un altro veicolo nella frazione di Cereda. In via Madonetta alcuni residenti hanno sentito un piccolo tonfo e il rumore di un motociclo che si allontanava velocemente. Allertati immediatamente i soccorsi, ai sanitari del SUEM però non è rimasto che constatare il decesso pressoché immediato dell'uomo. Paolo era una persona riservata e mite, conosciuto nella zona. Allora, personalmente lo conoscevo di vista, era un signore di 62 anni, era in pensione da un anno dove ha lavorato per una nota azienda del territorio di confezioni, la Peserico Confezioni, una multinazionale, e una persona mite, una persona equilibrata, viveva con la sorella, non aveva figli e non era sposato.
Un evento che non si era mai verificato in tempi recenti lungo questa strada periferica, che presenta però qualche limitazione. Ma è una strada, è inedito questo incidente, è una frazione storica del territorio di Cornedo, dove è presente anche una delle più vecchie e le più antiche chiese del nostro territorio. È una strada che non è particolarmente luminosa e illuminata, perché è una strada di contrada che porta a una piccola frazione, località Madonetta, dove ci saranno 60-70 famiglie che abitano. È una strada di collegamento tra la Priabonese e la frazione di Cereda. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri di Valdagno, che hanno raccolto le prime testimonianze e che stanno effettuando le ricerche di un sinistro che ha colpito profondamente i residenti. È stato investito configurandosi così un omicidio stradale, perché adesso i carabinieri, la polizia locale, ma i carabinieri sono in fase di indagini per rintracciare il colpevole. L'importanza è delle telecamere. Noi sul posto in località Madonetta non vi sono telecamere specifiche, però ho esortato i residenti a colloquiare con i carabinieri nel caso in cui avessero delle telecamere di videosorveglianza interna che diano sui giardini o sulla strada. A Piove di Sacco, nel Padovano, grave un poliziotto 32enne finito fuori strada in sella al suo scooter. Grave incidente nella notte verso mezzanotte a Piove di Sacco, in località Tognana, in via Montagnon. Uno scooterista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione. L'uomo è un 32enne agente di polizia in servizio alla sezione volanti della questura di Padova. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio. Tempestivo l'arrivo del SUAM 118 che ha stabilizzato l'uomo e l'ha trasportato in ospedale a Padova, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata, decisive le prossime ore per capire se verrà sciolta. Sul posto gli agenti della polizia stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, in cui da subito però è stata esclusa la complicità di terzi. Il mezzo guidato dal poliziotto è stato posto ora sotto sequestro. È stata aperta un'inchiesta sull'incendio che ha devastato un capannone a Villafranca Padovana. Le indicazioni di ARPA sono di rassicurazione, perché il vento ha disperso i fumi che sono usciti dalla combustione, insomma, nelle parti superiori dell'aria. Rassicura la popolazione il sindaco di Villafranca Padovana, Luciano Salvò. Le analisi dell'aria danno esiti positivi. Ora bisogna attendere le ultime verifiche dei tecnici dell'ARPA, ma la paura è passata. Sì, perché è stata una notte di paura in via Ponte Alto, dove per tutta la notte è bruciato un deposito. Tantissimi scoppi, perché era un deposito di auto, dicono, batterie, cose. Infatti quello è il motivo per cui non ci hanno fatto passare, perché hanno detto che c'era pericolo di scoppio e quindi poteva arrivare anche qualcosa qui sul cavalcavia. Le fiamme hanno lambito anche l'autostrada, che è rimasta chiusa tutta la notte nel tratto tra Grisignano e Padova Ovest. È stata ripristinata anche la corrente elettrica, interrotta per alcune ore dopo che il fuoco aveva abbattuto un traliccio. Il traliccio è caduto, siamo stati senza circa 3 ore, 3 ore e mezza, comunque sono stati bravi, veramente. Incessante il lavoro dei pompieri, che solo dopo molte ore hanno avuto la meglio sul rogo. Parecchio materiale infiammabile, abbiamo gomme, abbiamo auto vecchie, depositate, stoccate negli anni, abbandonate in questo scenario. Troppo presto per fare ipotesi sulla natura del rogo, anche se non si esclude nessuna pista, compresa quella del Dolo, un'area che da più di 20 anni è al centro di polemiche per il continuo ammasso di rottami. Il comune era intervenuto già nel 2018. Quest'area è stata posta sotto sequestro all'inizio del 2018, dopo i tentativi ripetuti da parte del comune di far cessare le attività che si svolgevano all'interno e le opposizioni costanti da parte della proprietà. È rimasta sotto sequestro fino a fine 2023, dopodiché abbiamo provveduto a rintracciare le persone destinatarie del provvedimento del dissequestro condizionato alla bonifica dell'area. Abbiamo emanato a gennaio un'ordinanza di sgombero dei materiali
hanno iniziato a sgomberare qualcosa, dopodiché insomma l'epilogo l'abbiamo visto ieri sera. 20-30 anni di questa situazione e doveva sempre essere bonificato, doveva sempre fare, ma non è mai stato fatto nulla e adesso si è bonificato da solo praticamente. È stato rimpatriato il nordafricano che vandalizzò un negozio di Vicenza costringendo la titolare a chiudere l'attività per paura, così aveva scritto. È stato rimpatriato l'extracomunitario pluripregiudicato autore di una serie di reati in città che aveva vandalizzato il negozio di Margherita Parolin. L'esercente, terrorizzata dal comportamento del criminale, aveva deciso di chiudere temporaneamente la sua attività per paura. A dare l'annuncio dell'avvenuto rimpatrio lo stesso ministro all'interno Matteo Piantedosi, che al telefono del prefetto di Vicenza ha voluto parlare direttamente con la titolare. Pronto? Ma che bella sorpresa, inaspettata, sono emozionata. Buongiorno. Una telefonata assolutamente inaspettata, il cui contenuto ha commosso la signora Margherita. No, davvero? Ma non ci credo. Il plauso per l'effettiva espulsione del malvivente anche da parte dell'amministrazione comunale, che attraverso la polizia locale aveva collaborato per identificare ed espellere l'autore di furti, spaccio e aggressioni nella zona di Campo Marzo e del Quadrilatero e che ultimamente creava tensioni e disturbo ai commercianti. E grazie a questo lavoro di squadra arrivano i risultati. Più che l'auspicio, la preghiera, la richiesta che facciamo ora è che non si riveda quello che abbiamo visto con la persona che aveva creato problemi alla commerciante Corso Fogazzara, cioè che l'espulsione poi nella prima fase non sia effettiva e che si riveda un ritorno in città. Le espulsioni devono funzionare perché dobbiamo aiutare, coinvolgere tutti quelli che sono disponibili a dare una mano, a comportarsi bene, ma dobbiamo essere altrettanto inflessibili e duri nei confronti di chi delinque. Il sollievo dell'esercente è stato apprezzato dal ministro, che ha voluto spendersi personalmente per la conclusione di un episodio che aveva destato profonda apprensione nella comunità. Piantedosi ha ribadito la tolleranza zero per chi delinque e mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Grazie, mi sono commossa perché ho sofferto tanto, ho avuto un momento difficile. E c'è stata invece una rapina in pieno giorno nel parcheggio del supermercato Lidl a Feltre che ha scosso la comunità locale. È accaduto tutto in pochi minuti giovedì pomeriggio nel parcheggio del supermercato Lidl in viale Montegrappa a Feltre, alle 15:30 circa, quando un giovane in compagnia di due amici viene avvicinato da un gruppetto di 3 ragazzi. Il loro atteggiamento è minaccioso, gli intimano di aprire lo zaino. Uno di loro fruga tra gli oggetti personali del ragazzo, scorge un paio di cuffiette Bluetooth, le afferra e le passa al compagno. Raggiunto l'obiettivo, i 3 si allontanano a piedi, ma la prontezza della vittima è decisiva. Il malcapitato chiama subito il 112 e, senza perdere di vista i ragazzi, li segue a distanza fornendo indicazioni utili ai militari. Una segnalazione fondamentale. I carabinieri della compagnia di Feltre intercettano il gruppetto in men che non si dica. I ragazzi tentano goffamente di darsi alla fuga, ma vengono bloccati e portati in caserma. Dopo le formalità di rito, i 3, 2 dei quali minorenni, vengono arrestati con l'accusa di rapina in concorso e la magistratura sta vagliando la loro posizione. Le cuffie sono state recuperate e restituite al proprietario. La vicenda ha destato sconcerto, pur non risultando un caso isolato, anche per la giovane età degli aggressori. È attivo da oggi al 13 settembre il treno del mare che collegherà Verona alle spiagge venete nei fine settimana e nei giorni festivi. Abbiamo dall'addio al nubilato di un gruppo di ragazzi che sono venuti semplicemente a farsi una mangiata di pesce al mare, a persone di una certa età che si sono caricati la loro bicicletta e hanno detto sono venuti una giornata a fare una passeggiata al mare, famiglie, molte persone con le valigie e quindi persone che molto probabilmente faranno la loro settimana di vacanza. Insomma, il treno si è riempito e siamo solo al primo giorno. Il primo treno del nuovo Chioggia Line è arrivato alla stazione puntuale alle 10:17, segnando l'avvio ufficiale del servizio che collega Verona alle spiagge venete nei fine settimana e nei giorni festivi.
Un momento atteso che celebra il ritorno del treno in città dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Rovigo-Adria-Chioggia a cura di Rete Ferroviaria Italiana e Infrastrutture Venete. È stata una sfida iniziata più di 3 anni fa, quando abbiamo deciso di partecipare a questa gara, aggiudicandocela e proponendo un modello di servizio ed esercizio nuovo su tutti il treno del mare. Il treno del mare è il fiore all'occhiello di questo servizio sulla Rovigo-Chioggia. Riconnettiamo dopo più di un anno Chioggia alla rete ferroviaria Veneto, perché per un anno questa linea è stata soggetta ad importanti lavori infrastrutturali. Un servizio sostenibile, completo a 360 gradi, propone 240 posti a sedere, propone 74 posti bici, propone lungo il viaggio percorsi naturalistici per il turismo lento. In una giornata di festa arriveranno i turisti che non avranno bisogno dei parcheggi, perché sapete che una problematica che stiamo avendo è proprio quella legata ai parcheggi, perché la nostra città è pacificamente invasa da tantissimi turisti, nuovi turisti. È chiaro che chi arriva in treno arriva comodo o in bicicletta a bordo del treno, poi avrà direttamente il mezzo che li porterà sulla spiaggia in centro a Sottomarina. Il treno sarà attivo fino al 13 settembre in via sperimentale. Partirà da Verona alle 7:38 il sabato e alle 7:09 la domenica e i festivi. Per quanto riguarda il ritorno sarà possibile scegliere tra 2 opzioni. Ed è alta anche la sorveglianza nelle spiagge, c'è da dar conto di diversi interventi, a cominciare dall'Eli Soccorso che ha dovuto intervenire per una ragazza padovana di 19 anni che ha rischiato l'annegamento e altri nuovi interventi di emergenza sul litorale proprio di Sottomarina per altrettante persone che si sono ritrovate in difficoltà tra le onde. In poche ore questa mattina i bagnini della zona nord, li vedete tra la diga e i bagni Arcobaleno, si sono ritrovati con la necessità di continue uscite in mare per recuperare persone che non riuscivano più a rientrare. Una mattinata di fuoco, ha spiegato il presidente dei balneari dell'Ascot Bellemo. Per fortuna tutto si è risolto al meglio, ha voluto dare un plauso proprio ai bagnini Leonardo Di Fede, Luca Cester, Giorgio Dolfin, Marco Bertaggia e Luna Biziato. Da oggi fino al 31 di agosto avvia l'attesa stagione dei saldi estivi. Secondo Confesercenti si spenderà di media a testa poco più di 200 euro. Come sempre si darà priorità ad abbigliamento e calzature. Saldi estivi 2025 al via, a Mestre è partita la caccia allo sconto. Diciamo sì o no, perché di solito c'è caos il primo giorno dei saldi, quindi facciamo un giro, poi vediamo, insomma. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante per me e per mia figlia. Se si troverà qualcosa lo compreremo. Ma tipo maglie? Scarpe, maglie, vestiti per l'estate. Secondo Confesercenti il budget medio previsto è di 217 euro circa a testa. Sui 100-150. Moderato? Moderato, sì. Sui 100 euro, non di più, su cose comunque basiche che servono normalmente, insomma. Anche Mestre si approfitta del periodo dei saldi per prediligere la qualità alla quantità, per rinnovare il guardaroba estivo, ad esempio. Abbigliamento, sicuramente abbigliamento, il nostro debole, poi scarpe, sempre. Solo 2 camicette. Poco. Cominciando dall'intimo. Cose intime per me. Ho dato una sbirciata alla borsa, per questo sono andata a colpo sicuro. Sì, è un pigiama per il marito. Cosa ha comprato? Intimo? Sì, intimo. Poi i prezzi sono quelli che normalmente uno si aspetta, perché gli sconti non sono mai diciamo così alti come uno si aspetterebbe, però sostanzialmente è quello che mi aspettavo e soddisfatto. Ma c'è chi dubita dell'autenticità degli sconti. Questi saldi li vedo un po' finti sinceramente, nel senso che vedo tanta merce che magari prima costava una certa cifra, dopo magari viene aggiunto il prezzo e viene fatto il 10 o il 20% di sconto più o meno. Più o meno li vedo un po'... non li vedo veri questi sconti, diciamo. E chi, in barba ai saldi, per risparmiare dice di preferire gli acquisti online. Anche se uno va in giro, però è sempre portato a vedere online, è più facile alla fine adesso, però... E si risparmia di più comprando online? Qualcosina sì, troppo. Non è una bella cosa, perché si dovrebbe far vivere i negozi, però a volte capita che c'è la convenienza, lo fai. Questo dunque è il nostro servizio sui saldi, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, tra poco come sempre l'edizione di Venezia, arrivederci.